Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 11 di aprile dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra, oppure 0292947222 se avete voglia di intervenire attraverso il telefono che è già aperto. Allora, la puntata di oggi è una puntata un po' particolare. Perché? Perché io adesso attivo la condivisione. Natalia, dovresti vederla. Eccola qua, questa che vedete è la pagina Facebook dell'associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti di via Fani. Domenico Ricci era il carabiniere che la mattina del 16 di marzo del 1978 guidava la Fiat 130 blu, accanto a lui c'era il maresciallo Oreste Leonardi, seduto dietro sul lato destro sul lato sinistro della macchina c'era Aldo Moro che si stava leggendo alcune carte. C'erano le famose borse dove c'erano anche delle tesi di laurea oltre che dei documenti, e Aldo Moro quel mattino doveva andare alla Camera per la votazione della fiducia al governo Andreotti con la presenza dei comunisti, e poi doveva andare alla seduta di laurea, perché Aldo Moro non dimenticò mai per tutta la sua vita di essere prima di tutto un professore universitario. Tanto per dirvi che individuo fosse, io non ho mai visto un professore universitario fare robe del genere. Moro aveva molto spesso degli studenti fuori sede a lezione che restavano spesso a parlare con lui, e quindi col tempo diventava quasi una sorta di prosecuzione delle scuole superiori. Quando Moro veniva a sapere, perché poi si conoscevano tutti tra di loro gli studenti del presidente della DC, dello statista democristiano, quando veniva a sapere dice: ma perché sto ragazzo oggi non c'è? Ha la febbre a 40. Lui si faceva dare l'indirizzo e si presentava insieme col maresciallo Leonardi a casa dell'ammalato. Lo andava a trovare, gli faceva un po' di compagnia, gli diceva: c'è bisogno di qualcosa, mando nel caso il maresciallo se c'è cosa, e si metteva a disposizione dei suoi studenti che stavano male. Questo per dire che individuo fosse Aldo Moro. Ecco. Trovatemene un altro che si comporta oggi allo stesso modo. Io dico che non lo troviamo. Ma detto ciò, ieri è stata la festa, il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, e ieri si è compiuto un gesto storicamente importante, se posso permettermi anche commovente, perché ieri è stata esposta, lo vedete in questo post, oggi 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Con estrema commozione ho finalmente coronato il sogno di tutti noi familiari. Finalmente l'Alfa Romeo Alfetta 1008 della Polizia di Stato è stata riportata quel 16 marzo 1978, quando avvenne la strage di Via Fani. Aspettavamo da 20 anni, ora finalmente abbiamo riconsegnato la storia alle future generazioni,
perché conoscano, perché capiscano, perché si riapproprino di quei valori ormai dimenticati da tanti, troppi giovani. Un grazie enorme al capo della Polizia Vittorio Pisani, al direttore dell'Ufficio Relazioni Esterne della Polizia di Stato Domenico Cerbone, al personale dell'autocentro della Polizia, che hanno contribuito in maniera incisiva a questa realizzazione che ci hanno messo il cuore. Grazie infinite dall'Associazione Domenico Ricci per la memoria dei caduti di Via Fani e da tutti i familiari dei caduti. Eccola qua, questa è l'alfetta della scorta di Aldo Moro, signore e signori, che quel 16 di marzo del 1978 è andata su tutti i televisori del paese nel famoso servizio che venne fatto da Paolo Fraiese per la Rai e che è rimasto tra l'altro negli annali delle scuole di giornalismo, perché è così che si fanno certi servizi giornalistici in momenti così delicati e così storici. Chi c'era allora a bordo di quest'auto? Sull'Alfetta, targa Roma S93393, c'era la guardia di polizia di pubblica sicurezza Giulio Rivera, appena 23 anni, il vice brigadiere di pubblica sicurezza Francesco Zizzi, 29 anni, che venne trovato dai colleghi gravemente ferito ma ancora in vita, poi lui è morto in ospedale. Riverso supino sul piano stradale vicino all'auto è rimasto il corpo della guardia di pubblica sicurezza Raffaele Iozzino, 25 anni. Davanti alla Fiat 130 che appunto era stata colpita dai brigatisti ed era stato prelevato Aldo Moro, era rimasta questa Fiat 128 con targa corpo diplomatico, targa falsa, che Mario Moretti aveva usato per la tattica cosiddetta cancelletto per bloccare il corteo che era composto appunto dalla 130 avanti e l'alfetta della polizia dietro. L'alfetta è un'alfetta in borghese, come vedete. Altra cosa che potete vedere, questa è l'alfetta che è stata restaurata, è stata rimessa nelle stesse condizioni del 1978. Qualche fenomeno scrive: ah, non è vero, qua e là, e invece è proprio questa. La macchina è stata dissequestrata nell'estate del 2025, pensate, dopo 47 anni dai fatti, dopo tutti i test che sono stati fatti dalla scientifica e così via, e l'autocentro della polizia appunto ha compiuto questo restauro per preservare la vettura per gli anni a venire e resterà testimone di quello che è accaduto il 16 di marzo. Vedete, c'è anche scritto qua in alto: Alfa Romeo Alfetta 1008, auto di scorta dell'onorevole Aldo Moro, sulla quale viaggiavano i poliziotti Francesco Zizzi, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino, caduti nell'attentato di Via Fani il 16 di marzo 1978. Sul video wall dietro l'auto c'è scritto: il 15 luglio 2025 il dissequestro della macchina. Tra l'altro la macchina era rimasta per anni chiusa in un deposito giudiziario e col tempo si era fortemente degradata, si era fortemente arrugginita e così via. Quindi guardate che lavoro che è stato fatto dalla Polizia di Stato per restaurarla. Vedete qui la foto della portiera colpita dai proiettili, si possono anche contare 1, 2, 3, 4, 5, 6 colpi di mitraglietta, c'è il parabrezza crepato. E questo è l'interno che è stato rimesso a nuovo. Vedete che c'è la rice trasmittente e la paletta Ministero dell'Interno, Polizia Stradale nel poggiabraccia del lato destro dell'abitacolo. È un'alfetta a scudo largo che si riconosce anche dal fatto che non ha il volante con la corona di legno, ma ha il volante con la corona in pelle, come venne adottato poi dal 75 in poi. Insieme anche per esempio le racchette tergicristallo che sono nere, non sono più cromate come invece le aveva la scudo stretto. Qui abbiamo un poliziotto che posa in uniforme davanti a quest'alfetta.
Ecco, io vi voglio raccontare questo. Io trovo che, aver restaurato quest'auto, la Fiat 130 invece è al Museo della Motorizzazione a Roma, è particolare curioso, qualche anno fa, credo di aver letto sulla stampa, ma non vorrei sbagliarmi, che, la macchina per carità è integra, non è arrugginita, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro già nel '94 queste auto erano state mostrate in uno speciale di Mixer dedicato al sequestro di Aldo Moro, ma, la particolarità, io ricordo, è che qualcuno negli anni, siccome è una 130 col cambio manuale, s'era fregato il pomello del cambio della macchina, non s'è mai capito perché. C'è gente che ha evidentemente il gusto del macabro. Queste auto dovrebbero essere preservate quasi in modo sacro, perché non sono solo testimoni di un pezzo di storia che, come potete immaginare, è ancora alquanto complicato ed è ancora, alquanto oscuro, malgrado siano passati quasi 50 anni e vedremo, chissà che, qualcuno prima o poi non ci spieghi. Natalia, apro un'altra condivisione, non ci spieghi, che cosa è successo davvero quel 16 di marzo del 1978 e chi ha davvero voluto la morte di Aldo Moro. Questo non lo sappiamo, però ecco, dovrebbero essere sacre prima di tutto per le vite umane che sono state sacrificate quel mattino, dei ragazzi 25, 28, 29 anni che sono andati a morire per fare il loro dovere, per cercare di salvare la vita o comunque proteggere Aldo Moro. È andata come è andata, sappiamo quello che è successo e a maggior ragione questi morti e questa Alfetta restaurata gridano una richiesta: vogliamo verità su quello che è successo in via Fani nel 1978. Ecco, questa è Stampa Sera, edizione straordinaria, giovedì 16 di marzo del '78. A quel tempo, lo sapete, esistevano i cosiddetti giornali del pomeriggio, erano tu la mattina trovavi l'edizione principale del quotidiano, dopodiché nel pomeriggio dalle 17, 18 in poi uscivano i cosiddetti giornali della sera che portavano le ultime notizie del giorno. Oggi ovviamente non esistono più, quel ruolo è stato completamente assorbito, potremmo dire tranquillamente, dai giornali online che seguono minuto per minuto le notizie del giorno. Eccolo qua, Ultimore ferito, rapito Moro dalle BR, uccisi 5 della scorta. Questo è il povero Iozzino steso per terra che appare sulla prima pagina della Stampa, Stampa Sera. E anche qui vedete, l'agguato è avvenuto stamattina verso le 9 nei pressi dell'abitazione dell'onorevole in via Mario Fani, nel quartiere Montemario. Aldo Moro era appena uscito di casa, s'era recato in una vicina chiesetta come faceva tutte le mattine per pregare, uscito dopo pochi minuti per recarsi a Montecitorio. La sua auto, una 130, ha percorso pochi metri, poi è stata improvvisamente investita da una 128 bianca che le ha tagliato la strada. L'auto della scorta dell'onorevole, un'Alfetta, ha tamponato la 130, è bastato un attimo, i brigatisti che erano appostati nelle vicinanze hanno immediatamente aperto il fuoco con mitra e pistole. Un'auto si è affiancata alle vetture ormai ferme, sono scesi altri brigatisti, hanno afferrato l'onorevole Moro, lo hanno costretto a salire con loro e sono fuggiti. Il primo a cadere colpito dai proiettili è stato l'autista dell'onorevole e l'agente che si trovava sull'auto. Dei 3 uomini che componevano la scorta, uno è stato ucciso sul colpo. Poi vedete, essendo tra l'altro un'edizione straordinaria, quindi questo è un pezzo che è stato battuto a macchina lì per lì, impaginato e messo in pagina, si parla 3 uomini di scorta, invece erano 5 gli uomini di scorta, quindi questo è il discorso. Andiamo a vedere, questa invece è la Stampa, venerdì 17 di marzo del 1978, eccola qua. Ore gravi della Repubblica per la sanguinosa impresa delle Brigate Rosse. Dopo il massacro e nessuna traccia di Moro, il paese si è fermato, dice di no al terrorismo. E qui vedete questa famosa foto che ormai conosciamo tutti quanti, pubblicata
in prima pagina, telefoto Associated Press, Roma, il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, a destra, il luogo del tragico agguato, a terra il corpo di uno degli agenti uccisi, intorno alla folla silenziosa e sgomenta. Ecco qui l'Alfetta che avete visto restaurata oggi, la 130, e avanti si vede questa 128 familiare che era stata guidata da Mario Moretti per bloccare il come si dice, per bloccare il corteo di Aldo Moro che stava andando al Parlamento per il varo del governo Andreotti. Sarebbe il caso forse di riunire queste 3 vetture, veramente sarebbero 4, considerata anche l'R4 rossa in cui venne ritrovato Aldo Moro poi il 9 maggio del 1978. Sarebbe forse il caso di riunire queste 4 vetture e tenerle in una sorta di esposizione permanente da qualche parte, perché sarebbe giusto ricordare a tutti noi che questi oggetti sono stati muti testimoni della storia d'Italia, ma soprattutto la loro presenza deve continuare a inquietare i sogni di qualcuno che magari oggi veleggia sulla novantina o ha superato l'ottantina e ancora magari dopo tutto questo tempo non ci ha detto assolutamente del tutto la verità, e sarebbe il caso che magari ce lo dicessero, perché avremmo, vedete, qui non si tratta più nemmeno di fare processi per mandare la gente in galera. Qui si tratta di fare un processo davanti al tribunale della storia per sapere la verità, non per altro. Abbiamo bisogno di sapere questo, tanto galera comunque i brigatisti ne hanno mangiata, ne avrebbero dovuta mangiare probabilmente molta di più, chi lo sa. Sapete anche che Almirante, quando arrivò la notizia di Aldo Moro, parlò e ne parlò soprattutto Ugo La Malfa, pace all'anima sua, parlò di reintroduzione della pena di morte. Almirante disse che bisognava mandare un militare alla guida del Ministero dell'Interno. Poi sapete che dopo tutto questo, l'indomani mattina, nel momento in cui venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, Francesco Cossiga si dimise e se ne andò. Raccontò anni dopo che per anni si è svegliato la notte pensando l'ho ammazzato io. E insomma è stata una storia troppo strana, troppo strana. Ecco, nell'85 interrogato al processo Moro, Valerio Morucci racconta la strage del 16 di marzo. Dopo alcuni colpi, non saprei dire quanti, il mio mitra si inceppò. Intanto l'autista della 130 faceva manovre disperate per cercare di guadagnare un varco, in avanti, poi a marcia indietro, poi ancora avanti per 3 o 4 volte. Il maresciallo Leonardi invece sembrava preoccupato soprattutto di difendere Moro, anziché proteggersi come credevo fosse istintivo per uno che si vede sparare addosso, si girò subito per far abbassare tra i sedili il presidente dell'ADC e infatti dopo lo trovarono così, girato sul sedile. Da qualche minuto il racconto di Morucci ha cominciato a cambiare tono, la voce a incrinarsi. La mia arma si incepparono anche altri mitra. Io mi spostai verso il centro dell'incrocio per cercare di rimettere in funzione l'arma. Lo feci, tornai verso l'auto, sparai altri colpi. La 130 a quel punto era completamente ferma. Dalla mia destra qualcuno sparò ancora. Il mio compito a quel punto doveva essere quello di recuperare le 2 borse di Moro, che erano tra i sedili dell'auto. Ma lì per lì non riuscii a mantenere la calma, rimasi fermo finché un altro non mi disse di muovermi, se ne stavano andando tutti. Mi riscossi, presi le borse, corsi fino alla 128 blu che era parcheggiata poco più indietro, mi misi alla guida. Nei piani, con quell'auto avrei dovuto guidare le altre sul percorso della fuga, invece fui l'ultimo. È un racconto sofferto, eppure molto preciso. In via Fani, ripete Valerio Morucci, BR erano 9. Lui e uno del nord, vestiti con le divise dell'Alitalia. Altri 2 con l'identico travestimento componevano il gruppo di fuoco. Poi c'erano gli autisti, uno a bordo della 128 targata Corpo Diplomatico che avrebbe bloccato l'auto di Moro, un altro alla guida di una 128 blu.
Altri 2 sulla terza auto del comando, quella che bloccò via Fani da dietro, a pochi metri dall'incidente. L'ultimo brigatista aveva il compito di guidare a marcia indietro da via Stresa a via Fani la 132 blu, su cui nella prima parte della fuga Moro fu caricata a forza. Su via Fani, aggiungerà poi Morucci, c'è stato un problema di numero. Lo stesso, dinanzi alla commissione d'inchiesta sul caso Moro, aveva accennato a un comando di 12 brigatisti, adesso invece ha una spiegazione nuova. Uno degli equivoci può essere stato determinato dal fatto che sull'asfalto, coi bossoli di 4 mitra, furono trovati anche quelli esplosi da 2 pistole. Ma questo, continua, non vuol dire che a sparare furono in 6, semplicemente dopo l'inceppamento del mitra, 2 del comando avrebbero impugnato armi corte per continuare a sparare. Una ricostruzione credibile sul numero dei partecipanti ed all'agguato? Probabilmente no, almeno secondo gli avvocati di parte civile. Dove è finita, per esempio, la moto che un testimone giura d'aver visto e dalla quale gli fu anche sparato contro? Ma sul balenare di qualche fotogramma il racconto di Morucci è parso autentico e sofferto. La fine delle BR cominciò al sequestro Moro anche dal punto di vista psicologico. Quegli uomini io e la Faranda li avevamo visti molte volte, specie durante gli appostamenti dinanzi alla chiesa di Piazza Giochi Delfici. Avevamo notato dei particolari che dopo via Fani ci tornavano in mente: Leonardi, l'ombra di Aldo Moro, l'uomo che gli avevamo visto sempre accanto con un atteggiamento di dedizione assoluta. L'appuntato Ricci, quello che quando Moro entrava in chiesa restava fuori e spesso apriva il cofano dell'auto per sincerarsi con scrupolo che tutto fosse a posto. L'agente Iozzina, anche lui avevamo notato, era giovane, molto elegante, curato, molto compreso del suo ruolo. A noi invasati sembrava impersonare il ruolo dell'agente super addestrato, pieno di sé. Il resto è consistito di racconti già fatti dalla Faranda. In qualche indicazione su altre vittime mancate, il giornalista Andrea Barbato sfuggì alla gambizzazione solo perché di casa usciva col figlio piccolo. Le BR, ha ripetuto ieri Morucci, in fondo speravano in una trattativa. Un terrorismo che non mette bombe nei bar o non falcia militari dinanzi alle caserme in qualche modo è disposto alla mediazione. Ecco, la mediazione, lo sappiamo tutti, non c'è stata, anche perché la ragion di Stato è stata poi invocata da Andreotti. Andreotti spiegò: se ci sono già 5 famiglie che piangono i loro cari, che se io facessi se io mi muovessi per una trattativa probabilmente me le troverei addosso e soprattutto mi si rivolterebbero le carceri, disse allora il presidente del Consiglio, che si trovò investito di questa decisione durissima. E sapete anche che l'allora Presidente della Repubblica Giovanni Leone, un uomo che è stato vergognosamente offeso e vilipeso da una campagna stampa poi rivelatasi falsa, con annesso processo, nel 1981, campagna stampa fatta dall'Espresso. Ecco, l'allora Presidente della Repubblica Giovanni Leone invece fece sapere: io sono pronto con la penna in mano per cercare di firmare le grazie che erano state chieste dai brigatisti, soprattutto una di queste, Paola Besuschio, che sembrava insomma quella più candidata a ricevere la grazia presidenziale, però gli venne fatto osservare da Andreotti: sì, va bene, tu le dai la grazia per un reato, però di ergastoli ne ha altri 5 addosso, quindi diverrebbe quasi una provocazione nei confronti dei brigatisti. Si doveva trattare. Piero Fassino, dopo più di 30 anni, ha detto che secondo lui sarebbe stato il caso. Io penso che sì, si sarebbe dovuto trattare per, come dice Sciascia nell'affaire Moro, per trovarlo e poi per trovare tutti gli altri che l'avevano sequestrato e mandarli in galera. Quindi non si trattava di dare loro un riconoscimento politico come credevano. Ad ogni buon conto, noi salutiamo questa Alfetta restaurata, l'Alfetta della scorta di Aldo Moro, che è tornata tra di noi muta testimone di questa storia. Chiediamo ancora giustizia per tutti loro, giustizia e verità storica su quello che è successo tra via Fani e via Caetani in quei 55 giorni, e coltiviamo ancora una volta il vizio e il dovere della memoria.
Grazie a tutti voi per questa puntata, grazie all'Associazione Domenico Ricci per i caduti di Via Fani e noi ci ritroviamo la prossima settimana alla solita ora con il garage dell'Alfista. Linea alla rete, grazie ancora, Centro Ronchi per voi e non dimenticate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato